Yeah, I am with my crew, there's no room for you. Yeah, I am in your face, there's no other place. Party starting now, time is running out. Turning up the bass, make this place ablaze. Faded in my dreams, too much alcohol. No, we'll never stop, party till we drop. Party starting now, time is running out. Let's turn up the bass, make this place ablaze. Ablaze. Make this place ablaze. Abbiamo concluso la prima semifinale fra Norvegia e Francia, stato di 8-3 per la Norvegia. Siamo qui con fratelli Paterno. Ragazzi, che partita è stata? Una bella partita, vero conto del risultato, a noi era allenamento oggi. Infatti è stata una partita... Già lo sapevamo, un'ora nella porta avversaria. Il portiere ha fatto 3 parate, adesso sono andato a prendere il caffè. Vabbè, sono sciocchezze con i risultati. Infatti è importante la vincita. Sì. Non sappiamo ancora chi controllerete, comunque chiunque sia. L'altra volta stavamo in ritiro, era amichevole. Nel girone avete fatto una brutta sconfitta contro di loro, però il girone conta relativamente. Il 90% della squadra, anche a mio fratello che... Oggi ha giocato benissimo, ha fatto 8 parate. E poi ho giocato Parisi, devo togliere i Parisi questa giornata e correva da solo. Parisi anche a presenza di Gallone sempre, il nostro Chiellini. Sì. Siete partiti con 2 gol di svantaggio. Vabbè, sciocchezze, ci volevano 22 di svantaggio per perdere. Vabbè, comunque avete meritato sul campo la vittoria. Speriamo per la finale, insomma. La finale deve essere molto bella. Va bene. È una sciocchezza. Un saluto in particolare A tutta la squadra, come che sempre. oggi ottima prestazione. Una bella partita, ci siamo divertiti e abbiamo giocato penso l'90%. La squadra in girone, l'avversario in intervista aveva fatto un po' mio fratello, diciamo che si è scattato la cosa. Infatti è stata una rivincita. È stata una rivincita perché lui disse che contava il risultato, uguale l'abbiamo fatto noi questa volta che eravamo al completo. E volevo dire che comunque 3 gol che hanno fatto loro, 2 già siamo partiti dalla partita con 2 gol perché abbiamo un nuovo giocatore. È vero che avete dominato per la partita, però comunque loro fungevano ogni tanto in contropiede. Fungevano perché loro sono entrati in campo convinti, sono entrati in campo convinti di giocare in difesa, diciamo. Ma a lui non abbiamo dato filo da doccia. Va bene, grazie. Time is running out, turning up the bass, make this place ablaze.